Operazione anticaporalato, in manette banda di pakistani che sfruttavano connazionali hanno ucciso un uomo, coinvolta casalinga di Canicattì. 5 rom fermati per furti in 3 province. 4 colpi di pistola esplosi sull'automobile di un imprenditore, sacchetto con proiettili inesplosi. Figlio impugna coltello e minaccia violentemente il genitore per soldi. 3 morti, 145 casi in provincia di Agrigento, boom di positivi a Casteltermini, più 26 a gennaio, prime dosi di vaccino gratis per tutti, GDF sequestra mascherine e guanti. Segnalano reparti archeologici, la polizia li trova dentro un borsone all'ingresso della Valle dei Templi, prende piede l'ipotesi dei tombaroli pentiti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'operazione anticaporalato che ha sgominato una presunta banda di criminali pakistani sfruttatori di propri connazionali, fermato un uomo per omicidio, coinvolta anche una casalinga di Canicattì. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si chiama Operazione Attila, quella che nelle prime ore di questa notte i militari della compagnia dei carabinieri di Caltanissetta insieme al personale della squadra mobile Nissena hanno proceduto all'arresto di 12 persone in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare, tra cui 11 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale procura. Sono stati attinti dalla misura della custodia in carcere ben 10 pakistani, mentre è stata attinta dalla misura degli arresti domiciliari Giada Giarratana, 21 anni, originaria di Canicattì, nubile, incensurata, casalinga, che aveva un ruolo attivo nel reclutamento della manodopera pakistana con il sistema del caporalato. Al centro dell'operazione Attila, portata avanti congiuntamente dalle forze dell'ordine, è stato l'omicidio del pakistano Adnan Siddiq, commesso a Caltanissetta lo scorso 3 giugno, che si era ribellato denunciando i suoi caporali, maturato nell'ambito dello sfruttamento dei braccianti agricoli. Gli arrestati sono indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento e allo sfruttamento della manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, cosiddetto caporalato, alle estorsioni, al sequestro di persona, alle rapine, alle lesioni aggravate, alla minaccia alla violazione di domicilio, alla violenza per costringere a commettere un reato. Durante le perquisizioni avvenute nella notte sono stati rinvenuti in casa di uno degli arrestati 2 libri mastre, tuttora al vaglio degli inquirenti, nei quali erano descritti i nomi e cognomi dei lavoratori sfruttati, che il compenso si aggirava sui 30 euro al giorno. L'operazione ha tratto origine dalle indagini condotte dalla mobile di Caltanissetta e dall'Arma dei Carabinieri nei confronti di un pericoloso gruppo di soggetti di nazionalità pakistana, da tempi residente nel centro abitato di Caltanissetta, dedito alla commissione di una serie di delitti contro la persona, il patrimonio, in larga parte ai danni dei loro connazionali, che imperversava dall'anno scorso in città e nelle zone vicine. Si tratta di un gruppo ristretto che, agendo con metodo paramafioso, ha assoggettato la comunità di appartenenza, appunto quella pakistana, molto ampia a Caltanissetta, composta da persone oneste, sottoponendola a un regime di vessazione, terrore e sfruttandola professionalmente al fine di assicurarne anche l'associazione di continuità nel tempo. Numerosi gli interventi delle volanti a favore dei cittadini pakistani che richiedevano in città l'aiuto delle forze dell'ordine, così come numerose sono state le denunce presentate da altri pakistani presso le stazioni dei carabinieri. Milena e Sommatino. E proprio l'analisi della molteplicità di episodi di violenza riconducibili agli odierni arrestati ha permesso di acclarare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata a imporre la propria egemonia sul territorio, acquisita dal protratto periodo di operatività e rafforzata dal costante ricorso a condotte minatorie e violente di elevatissimo allarme sociale. Sono state anche individuate le auto, le utenze in uso degli indagati, per quanto lo sviluppo dei tabulati ha consentito di riscontrare anche gli stretti legami quasi giornalieri tra tutti gli odierni arrestati. I caporali pakistani destinavano i loro connazionali al lavoro presso titolari di aziende agricole in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, accordandosi sull'entità del compenso che si aggirava sui 25-30 euro al giorno direttamente con i datori di lavoro e trattenendo per sé una parte o persino la totalità del corrispettivo già particolarmente basso,
timide le rimostranze avanzate dai lavoratori per ottenere il compenso loro spettante, venivano immediatamente repressi attraverso efferate spedizioni punitive. In questo desolante panorama si inseriscono anche i titolari delle imprese, dove i lavoratori pakistani venivano condotti a lavorare poiché dal canto loro trovavano conveniente rivolgersi ai caporali loro connazionali, perché ben consapevoli che nessuna denuncia sarebbe mai stata fatta e danneggiarli proprio in relazione alle condizioni di sfruttamento dei lavoratori. Grave intimidazione contro un imprenditore di Licata di 47 anni, socio di un'agenzia di onoranze funebri. Sono stati sparati 4 colpi di pistola contro la sua automobile, una Toyota, e sul parabrezza è stato depositato un sacchetto con dentro proiettili inesplosi. Indagano i carabinieri. Nella zona in periferia non vi sarebbero telecamere di videosorveglianza pubbliche o private. I poliziotti del commissariato di Sciacca, in seguito ad una segnalazione al centralino, sono intervenuti in un'abitazione dove poco prima si era verificata una lite in famiglia. Sul posto gli agenti accertavano che la lite tra un figlio con problemi di natura psichica e il proprio genitore era scaturita per futili motivi. Il giovane aveva chiesto insistentemente la consegna di soldi per fabbisogno personale e nel contempo aveva manifestato l'intenzione di voler prendere in affitto un appartamento. Al rifiuto del genitore, il figlio era corso in cucina ed impugnando un coltello a punta lo aveva violentemente minacciato. L'uomo, con l'aiuto della moglie, riusciva a disarmarlo. L'arma veniva sottoposta a sequestro e il giovane deferito in stato di libertà per il reato di minacce aggravate. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno sottoposto a fermo di delitto 5 rom, componenti di una presunta banda di ladri che sarebbero responsabili di oltre 20 furti in abitazione tra le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Nel corso delle relative perquisizioni è stata recuperata della refurtiva. Arturo Cantella. Una lunga e articolata indagine durata oltre 6 mesi, volta al contrasto di reati predatori, è stata portata avanti dai carabinieri della compagnia di Agrigento, che su disposizione della procura di Agrigento hanno arrestato 5 cittadini di etnia rom, responsabili di avere commesso 20 furti in varie abitazioni. L'organizzazione criminale aveva stabilito la base logistica presso un'abitazione di Agrigento, zona Camposportivo, partiva per raggiungere le località da depredare svuotando ville isolate e poco frequentate. Le indagini sono iniziate a seguito di furti avvenuti a inizio del 2019 ad Agrigento nelle località di San Leone, Villaggio Mosè e Montaperto, fino a interessare altri paesi limitrofi, nonché anche le province di Caltanissetta ed Enna. I ladri forzavano le porte, le finestre, con guanti e passamontagna, riuscendo a introdursi all'interno delle abitazioni, sottraendo oro, gioielli di valore, computer, persino delle armi che erano legalmente custodite nelle casseforti. I carabinieri hanno così lavorato incessantemente per più di 1 anno e mezzo, visionando sia le telecamere installate nei vari centri cittadini che nelle case private. L'attività investigativa ha dunque permesso di accertare un vero e proprio sodalizio di stanza d'Agrigento, insomma un gruppo consolidato dove ognuno aveva il suo compito. Prima di ogni furto osservavano con attenzione le villette isolate e nell'arco temporale di assenza dei proprietari, nel giro di 20 minuti, facevano irruzione e portavano a termine il furto. Al termine delle indagini sono stati raccolti molteplici elementi in capo all'organizzazione criminale che con sistematica regolarità e modalità violente e spregiudicate hanno fatto almeno 20 furti in abitazioni, scardinando anche con mazze ferrate le casseforti custodite all'interno delle stanze da letto, come si vede anche dalle immagini. La Procura della Repubblica di Agrigento ha così disposto 5 fermi di indiziato di delitto eseguiti dall'Arma la notte scorsa nelle città di Palermo e Agrigento. Nel corso delle perquisizioni domiciliari è stata anche rinvenuta refurtiva, monili in oro, tablet, PC, oggetti preziosi, orologi, verosimilmente il bottino di furti connessi nei mesi precedenti. Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Agrigento, Sciacca e Termini Imerese, gli stessi dell'età tra i 25 e i 40 anni, più di uno di 60 anni a quanto pare il capo, sono tutti gravati da precedenti reati specifici. Già da questa mattina i carabinieri di Agrigento, individuate le diverse vittime dei furti e la refurtiva riconosciuta, è stata loro restituita.
I furti venivano commessi all'interno di appartamenti e villette isolate e spesso il palo procurava il tempo per la fuga ai complici mettendo del filo di ferro nel cancello delle abitazioni per riuscire appunto a guadagnarsi la fuga nel caso in cui i proprietari delle abitazioni e delle ville fossero rientrati anticipatamente. La refurtiva rinvenuta, oltre a contenere numerosi oggetti preziosi, monili in oro, orologi di varie marche molto preziosi, ci ha permesso di restituire ai legittimi proprietari ciò che di più prezioso una famiglia possa avere, ovvero dei supporti e materiale informatico contenente ricordi di famiglia. I soggetti utilizzavano diverse macchine, non è stato facile seguirli, pedinarli e concludere l'attività, ma l'esito positivo di questa indagine è stato possibile anche grazie ai cittadini che tempestivamente comunicavano al 112 appunto il furto avvenuto e ci ha permesso anche di recuperare immagini degli impianti di videosorveglianza che le ville colpite da questi delinquenti hanno registrato e che ci hanno permesso di risalire con prove schiaccianti e ben precise all'identità di questi 5 criminali. La sede era in Agrigento, in zona Esseneto, ma la banda operava in tutto il territorio della Sicilia. Una rapina si è consumata ieri sera a Campobello di Licato. Un uomo con il viso parzialmente coperto ha minacciato i dipendenti del supermercato con un coltello. Sotto la minaccia della lama il cassiere non ha potuto far altro che consegnare i contanti al rapinatore, che una volta ottenuto il bottino di soli 200 euro è fuggito facendo perdere le sue tracce. Scattato l'allarme, le pattuglie dei carabinieri si sono messe alla ricerca dell'uomo. Nel frattempo sono stati acquisiti i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che dai fotogrammi possono emergere elementi utili ad identificare l'autore della rapina. Qualcuno ce li aveva in casa, magari in bella mostra, e temendo guai se n'è liberato, oppure erano riposti da qualche parte ed erano pronti per essere piazzati sull'illegale mercato delle compravendite. Con il passare delle ore sembra prendere peso l'ipotesi investigativa di tombaroli in azione che, allarmati da qualcosa o qualcuno, hanno abbandonato il frutto del loro duro lavoro. I reperti archeologici ritrovati sabato notte dai poliziotti della sezione volanti della questura all'interno di un borsone abbandonato in via Passeggiata Archeologica ad Agrigento erano puliti, certamente non erano stati appena tirati fuori dal terreno, e pulito e integro, stando alle fotografie diramate dalla questura, risultava essere anche il borsone all'interno del quale erano stati riposti. C'è poi un altro dettaglio che non può essere tralasciato: appena pochi giorni prima i carabinieri avevano ritrovato e sequestrato nell'abitazione di un operaio 53enne di Porto Empedocle 3 anfore, un fondo di anfore e altri frammenti archeologici reperti in bella mostra quasi come se fossero pezzi d'arredo. L'operaio è stato denunciato alla procura. L'ipotesi di reato contestata è detenzione di materiale archeologico. Il Comitato Tecnico Scientifico rende parere favorevole al nuovo piano rifiuti varato dal governo. Lello Casesa. Sono trascorsi 20 lunghi anni prima di arrivare finalmente all'approvazione del piano ordinario dei rifiuti in Sicilia e soprattutto dopo decenni di gestioni commissariali. Il presidente Musumeci ha espresso un plauso all'assessore Alberto Pierobon e ai dirigenti generali del Dipartimento che si sono succeduti, a tutto il personale che si è speso per arrivare a questo traguardo. La Sicilia ha finalmente il suo piano dei rifiuti, un documento che recepisce le 4 direttive europee in materia di rifiuti: prevenzione, riuso, recupero di materie e di energia, smaltimento. Obiettivo diventa adesso raggiungere il 65% sulla raccolta differenziata, che diventerà la nostra principale priorità. Il piano è strutturato in modo da devolvere agli enti locali, comuni e liberi consorzi la gestione diretta del ciclo dei rifiuti. Alla Regione spetterà sempre il ruolo di indirizzo, controllo e regolamentazione. Si chiude l'era delle discariche, sottolinea l'assessore Piero Bon, che resteranno marginali nelle future scelte dei territori. Ogni ambito provinciale dovrà essere autosufficiente nell'impiantistica, scegliendo la tecnologia necessaria a chiudere il ciclo. Priorità in sede di valutazione avranno gli impianti pubblici, in un'ottica di riequilibrio con il settore privato. In particolare,
Nel rispetto della direttiva europea dei rifiuti, le politiche di gestione mireranno alla riduzione della produzione tramite attività di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio, al recupero di energia tramite moderni ed innovativi impianti e solo marginalmente e in ultima istanza allo smaltimento in discarica. Anche la Sicilia, dichiara l'assessore Cordaro che ha firmato il decreto e il suo piano dei rifiuti, ancora una volta il Dipartimento Ambiente ha svolto appieno il proprio dovere nel merito e nella tempistica assegnata. Dopo le polemiche sulla definizione di fannulloni usata dal presidente Nello Musumeci, la regione siciliana ha assegnato i premi di rendimento ai propri dipendenti, destinando anche 2 milioni in più per gli straordinari da 9 mesi. Il personale è smart working rispetto allo scorso anno. La quota maggiore degli straordinari è assegnata al Dipartimento Lavoro, che a marzo fu travolto dalle critiche perché l'allora dirigente generale Giovanni Vindigni firmò un accordo con i sindacati che prevedeva straordinari di 3.000 euro a ciascun dipendente per esaminare le pratiche di cassa integrazione per il Covid. Le polemiche portarono al ritiro dell'accordo, ma ora ai dipendenti dell'assessorato arrivano 900.000 euro per gli straordinari, anche se non è specificato per quale attività siano stati assegnati. Anche l'assessorato all'energia sono stati assegnati 120.000 euro per straordinari, nonostante l'ex dirigente Tuccio D'Urso in estate parlò di fancazzisti che mettono a rischio la spesa dei fondi europei. Coronavirus, il bollettino dell'ASP di Agrigento segna 3 morti e 145 nuovi casi in provincia, boom di positivi a Casteltermini, più 26 a Campobello di Licata, più 13 Canicattì a quota 218. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Sono 145 i nuovi casi positivi che si sono registrati nella provincia di Agrigento relativamente al Covid-19. L'aggiornamento comunicato dall'ASP di Agrigento è appunto del 1 dicembre 2020. I soggetti positivi sono in totale 2.791, 1.262 guariti, 76 deceduti, 1.380 in trattamento domiciliare, 73 i ricoverati. Per la giornata di ieri sono 4 i ricoverati, 62 i guariti e 3 i deceduti. 52 dei 73 ricoverati si trovano presso gli ospedali, 13 in strutture low car e 8 in terapia intensiva. I tamponi effettuati a oggi sono 38.060, tra cui fatti recentemente 196. Il numero dei casi positivi con tampone diagnostico sono 2.791. Nella giornata del 1 dicembre risultati appunto 145. Intanto a Palma di Montechiaro gli affetti da Covid sono 116, i guariti risultano 48, i deceduti sono 3, per un totale di 167 conteggiati. E sull'emergenza Covid sentiamo appunto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, su quello che in atto stanno facendo proprio per evitare eventuali contagi che si diffondono tra la popolazione. Sul Covid, Palma nella prima ondata abbiamo fatto di tutto, il possibile e l'impossibile per stare vicini ai nostri concittadini. In questa fase assai particolare, in questa seconda fase, dove credo, ma lo dico con il rispetto che sempre mi contraddistingue nei confronti delle istituzioni quali Regione e Governo nazionale, una maggiore unione tra tutti gli interessati, tra tutti gli enti coinvolti, forse agevolerebbe ancora di più la gestione della stessa fase. In questo momento storico stiamo effettuando il drive-in all'area PIP cosiddetta, ospiti della cantina Il Gattopardo, con i volontari della Protezione Civile Comunale, i FAC e la Croce Rossa che ringraziamo l'ASP per la collaborazione sull'aspetto drive-in e stiamo facendo questo screening della popolazione scolastica e di tutti gli operatori della scuola per assaggiare il terreno e vedere in che condizioni è il virus. In questa fase siamo a più di 100 casi positivi, abbiamo avuto un decesso pochissimi giorni fa, un ragazzo loro, un uomo di altri tempi, un angelo, che è stato strappato via all'affetto dei propri cari. La guerra è assai lunga da combattere, probabilmente bisogna ancora lavorare sulla percezione che i cittadini hanno di questo virus e invito i miei concittadini a tenere a bada e anzi a tenere lontane le bufale, le fake news che non vanno altro che minare la credibilità e mettere a repentaglio la vita dei
di tutti noi. Adesso il Governo nazionale ha stanziato ulteriori risorse per il bonus spesa e a breve ci attiveremo anche qui per la distribuzione. Il Comune di Palma, per quanto è possibile, è sempre presente accanto ai propri concittadini. Da gennaio prime dosi del vaccino sarà gratis per tutti. Lello Casesa. Anche l'Italia si prepara alla difficile e complicata organizzazione dei vaccini che, secondo fonti di palazzo, potrebbe essere realizzata nella prossima primavera. Vaccinazione di massa è il termine esatto con cui gli esperti hanno definito il modo per combattere e distruggere il Covid-19. Una imponente gestione che dovrebbe interessare tutto il paese utilizzando grandi spazi pubblici, piazze, palestre, spazi aperti, fiere. Il vaccino anti-Covid dell'azienda Pfizer arriverà tra il 23 e il 26 gennaio e le doti andranno ai 300 punti individuati che saranno direttamente gli ospedali. Il programma è stato illustrato dal Ministro della Salute Speranza ai capigruppo della maggioranza in presenza del capo del governo Giuseppe Conte. La distribuzione del vaccino sarà a carico dello Stato, la gestione sarà centralizzata e il vaccino sarà distribuito secondo decisioni mediche e scientifiche. È certamente una delle fasi più difficili che coinvolgerà tutte le categorie interessate, a partire prima di tutto dagli anziani, dopo la somministrazione a tutto il personale sanitario e forze dell'ordine, poi la fascia dei 60 anni 70 e via via le altre fasce come lavoratori essenziali, compresa la scuola. Saranno oltre 200 milioni le dosi di vaccino anti-Covid che arriveranno nel primo semestre 2021. Ogni dose, in base alle conoscenze attuali, avrà bisogno di richiamo e non sappiamo ad oggi, ha riferito Speranza, di quanto sia l'immunità. Dalle informazioni assunte si rileva che sarà attuata una rete per monitorare le vaccinazioni ed una sorveglianza immunologica. Non far coincidere la terza ondata eventuale con la campagna vaccinale. Quanto ha riferito il ministro Speranza, l'obiettivo è quello di non partire con l'obbligo nella campagna vaccinale contro il Covid, ma con la persuasione e l'informazione per raggiungere l'immunità di gregge con 40 milioni di italiani. Tamponi a tappeto sulla popolazione scolastica di Aragona. L'intervento del sindaco Giuseppe Pendolino al microfono di Tonino Butera. Presso il mercatino coperto di Aragona, sindaco, oggi seconda giornata di drive-in, il primo è andato bene perché non ci sono stati alunni positivi. Come sta andando stamattina vedo tante persone che si sono avvicinate a questa forma di protezione. Sì, devo dire che il primo è andato benissimo per un duplice motivo. Uno, perché i ragazzi sono risultati tutti negativi, compreso il personale docente e il personale ATA. Due, perché c'è stata una partecipazione di massa, cioè più del 90% della popolazione scolastica è venuta a farsi lo screening. Tra le altre cose mi risulta che l'altro 10% in parte l'avevano fatto perché c'era stato un caso positivo circa un mese fa e quindi i ragazzi avevano fatto già il tampone. Oggi c'è la seconda giornata che prevede le scuole elementari dell'infanzia e devo dire che c'è grande partecipazione e tutto sta funzionando bene. Mi devo complimentare con i miei cittadini per l'ordine che mantengono, non ci sono state interferenze, si sono incolonnati benissimo e tutto sta funzionando per il meglio. Chiaramente c'è di nuovo ansia perché non sappiamo il risultato del tampone, speriamo che sia la stessa cosa di sabato scorso in maniera tale che si possa iniziare con tranquillità e in totale sicurezza. Voglio ringraziare tutto questo personale medico giovane che si è messo a disposizione e con giornate così di freddo piovigginose non si fermano e continuano a lavorare incessantemente. Voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, i vigili urbani, i carabinieri, voglio ringraziare la protezione civile nelle Giubbe d'Italia che sono qua a coordinare e a dirigere il traffico. Un ringraziamento particolare va ai nostri operai che si sono collegati a pulire questo sito, a installare i gazebo e quant'altro. Un grazie alla dirigente scolastica e a tutti quelli che hanno collaborato. Un grazie all'ASPI
per la grande disponibilità che ci hanno dato fino adesso. Ci potrà essere qualche disagio, ma capite che in un momento così difficile non sempre possiamo riuscire ad essere perfetti. La Guardia di Finanza in vari esercizi commerciali di Agrigento, Canicattì e Porto Empedocle ha scoperto e sequestrato mascherine chirurgiche, guanti in lattice privi dei necessari requisiti di conformità del prodotto. Arturo Cantella. I militari della Guardia di Finanza di Agrigento hanno sottoposto a sequestro oltre 100.000 mascherine chirurgiche prive delle necessarie certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannose per la salute dei cittadini. Una specifica attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Agrigento ha portato all'individuazione di vari esercizi commerciali ubicati in particolare nei territori di Agrigento, Canicattì e Porto Empedocle, al cui interno sono state rinvenute complessivamente oltre 107.000 mascherine chirurgiche, 2.700 guanti in lattice di produzione cinese destinati alla vendita al minuto, prive delle necessarie attestazioni di requisiti di conformità del prodotto. Al momento dell'intervento i militari della Guardia di Finanza hanno rilevato che i dispositivi di protezione individuale in argomento destinati ai consumatori minori di 14 anni erano anche privi del marchio CE, dei requisiti prescritti sulla sicurezza dei prodotti, le istruzioni dell'uso e delle avvertenze obbligatorie in lingua italiana e che i titolari delle attività controllate non erano in possesso di autorizzazione in deroga all'immissione in commercio di tali prodotti rilasciata dall'Istituto Superiore della Sanità o come previsto dal decreto Cure Italia, articolo 15. All'esito dei controlli, la merce di cui vendita sarebbe derivato un ricavo complessivo di oltre 50.000 euro è stata sequestrata per prevenire che potesse essere immessa sul mercato con conseguenze nocive per la salute dei cittadini. L'operazione si inquadra nell'ambito di numerosi servizi di prevenzione e repressione degli illeciti legati all'emergenza sanitaria Covid-19 avviate dalle Fiamme Gialle agrigentine sin dall'inizio della pandemia, con una particolare attenzione alla corretta commercializzazione dei dispositivi di protezione personale, sia da un punto di vista fiscale che dalla sicurezza dei prodotti. L'attività svolta testimonia inoltre la costante attenzione della Guardia di Finanza per evitare che affaristi senza scrupoli sfruttino le agevolazioni normative connesse alla necessità di fronteggiare l'emergenza sanitaria allo scopo di ottenere illeciti vantaggi economici a discapito della salute e della sicurezza dei cittadini. Mafia, condannati 9 tra boss e gregari dei clan Carini e Torretta. Vediamo. Il GUP di Palermo, Lirio Conti, ha condannato per associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga 9 tra boss e gregari dei clan mafiosi di Carini e Torretta. Il processo, che si è svolto in abbreviato, nasce da un'inchiesta coordinata dai PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Amelia Luise e Daniele Sansone, tra gli assolti, tra i quali il capomafia Sandro Lo Piccolo, boss di San Lorenzo. La pena più severa, 17 anni e 9 mesi, è stata inflitta al capo della cosca di Torretta, Antonino Di Maggio. Salvatore Amato ha avuto 10 anni e 3 mesi, 14 anni Vincenzo Passafiume, 4 anni e 4 mesi Fabio Daricca, 8 anni Giuseppe Daricca, 6 Antonio Vaccarella, 3 anni Salvatore Lo Bianco, 8 Alessandro Bono e 3 Giuseppe Patti. Oltre allo Piccolo sono stati assolti Paolo Lamanna e Giuseppe Di Stefano. Il GUP ha condannato gli imputati a risarcire il centro per la Torre Sicindustria, costituitisi parte civile. Dall'inchiesta è emersa il ruolo di vertice di Di Maggio, professione ufficiale furnaio. Il boss poteva contare su un braccio destro fidato, Vincenzo Passafiume, autista e factotum del padrino, con una sfilza di precedenti per furto, ricettazione, porto d'armi, rapina, estorsione, sequestro di persona, truffa ed associazione mafiosa. Era lui che gestiva gli affari della cosca. Ad imporre i diktat era Salvatore Amato, non c'era attività commerciale o impresa che sfuggiva al racket. I cellulari intercettati e le cimici piazzate nelle auto degli indagati permisero di ricostruire decine di richieste di estorsioni da poche migliaia sino a centinaia di migliaia di euro nei confronti di catene di negozi di abbigliamento e aziende edili che stavano costruendo a Carini, Capaci ed Isola delle Femmine. La
La cosca era impegnata anche nel traffico di droga, cocaina ed hashish per lo più. Nella zona controllata dal clan sono stati eseguiti dalla squadra mobile i più grossi sequestri di stupefacenti degli ultimi anni. Il nome di Antonino Di Maggio era già venuto fuori 3 anni fa nel corso di un'inchiesta che aveva fatto scattare le manette per un insospettabile titolare di un'agenzia di pompe funebri, Alessandro Bono, accusato di gestire per conto della famiglia un grosso traffico di droga internazionale con il Sud America. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Domani è 3 dicembre, da luglio 1993 è diventata anche la giornata europea delle persone con disabilità, come voluto dalla Commissione europea. C'è il servizio. Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei diritti umani vuole ricordare che l'ormai prossimo 3 dicembre si celebrerà la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1981 dall'ONU in occasione dell'anno internazionale delle persone disabili, per promuovere una più ampia sensibilizzazione sui temi della disabilità, onde sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e ridurre quindi ogni forma di discriminazione o violenza. Dal luglio del 1993 il 3 dicembre è diventato anche Giornata Europea delle persone con disabilità, come voluto dalla Commissione Europea in accordo con le Nazioni Unite. Anche l'Agenda 2030 sottolinea l'importanza di non lasciare nessuno indietro, riservando particolare attenzione alle persone con disabilità, rimuovendo gli ostacoli architettonici, culturali e sociali, potenziando il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sociali per una reale fruizione dei servizi da parte di tutte le persone. Quest'anno la Giornata internazionale delle persone con disabilità durerà per tutta la settimana che va dal 4 novembre scorso al 4 dicembre prossimo, in concomitanza con la 13ª sessione della Conferenza degli Stati, parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Il tema che l'ONU ha individuato per quest'anno è ricostruire meglio verso un mondo post-Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile. Un tema molto attuale ed impegnativo. Certamente la situazione mondiale di pandemia che stiamo vivendo ha colpito più duramente le persone socialmente più deboli, come le persone appunto con disabilità, ed in questo anno si propongono delle riflessioni relative al mondo della scuola, che deve includere ed aprire le braccia anche ai ragazzi disabili. I ragazzi BES, ovvero ragazzi con bisogni educativi speciali, ed in particolare gli studenti con disabilità, dallo scorso marzo ad oggi hanno visto ridursi ulteriormente la loro già limitata vita sociale, mentre hanno visto aumentare le proprie difficoltà, il proprio disagio e i propri limiti, relegati all'interno delle 4 pareti della propria stanza. La didattica a distanza è stata per la maggior parte degli studenti con disabilità estremamente drammatica, poiché ha accentuato tutte le difficoltà di questi ragazzi, soprattutto la distanza con i propri insegnanti di sostegno, che ha reso maggiormente difficoltoso il processo di apprendimento cognitivo, oltre ad acuire un disagio che già il disabile può di suo vivere. Dalla loro parte, docenti di sostegno hanno cercato nel migliore dei modi di supportare i ragazzi durante questo periodo, sia in orario scolastico che extrascolastico, sforzandosi di supplire le molteplici difficoltà che via via si presentavano durante quest'anno caratterizzato da vari lockdown. Se non ci fosse stata la didattica a distanza, tali alunni sarebbero stati completamente isolati rispetto alle possibilità di socializzazione e di integrazione che la scuola offre ancora di più per loro rispetto agli altri studenti. E quest'oggi, ma in realtà ogni giorno, dovrebbe essere così. Riecheggiano le parole di Papa Francesco: la mancanza di salute e la disabilità non sono mai una buona ragione per escludere o peggio per eliminare una persona. L'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento ha ultimato i lavori già programmati in via Seneto. Gli studenti, accompagnati da alcuni docenti, hanno trasformato dei monconi rimasti degli alberi tagliati davanti alla scuola in bellissime sculture colorate da animali di cielo, di terra e di mare.
Un lavoro che va ad arricchire un'area che sembrava quasi degradata e che invece ora costituisce un ponte di collegamento per i bambini tra la loro scuola e la strada e quindi la città. Ieri, fanno sapere dal comune, lo stesso Miccichesi si è complimentato personalmente con gli autori e telefonicamente con il preside dell'Accademia Michelangelo Alfredo Prado. Prossimamente verranno messi dei ciotoli bianchi per riempire gli spazi vuoti delle aiuole, aggiungendo anche delle stelle di Natale. Poi si potrà procedere all'affissione di una targa che possa ricordare il lavoro fatto gratuitamente da questi giovani. Il 55enne senatore catanese Mario Michele Giarrusso, avvocato e componente della Commissione Nazionale Antimafia, iscritto al gruppo misto del Senato della Repubblica, presenta un'interrogazione parlamentare insieme ai colleghi Gianluigi Paragone, Saverio De Bonis, Gregorio De Falco e Tiziana Drago, rivolta al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per chiedere di sciogliere il comune di Castellammare del Golfo. Come da comunicato stampa, le parole di esordio di Giarrusso sono rivolte alla considerazione che nella città castellammarese c'è una zona grigia e nessuno ne parla. Per grigia, stando alla definizione di Wikipedia, aggiungiamo noi, si intende comunemente quell'insieme di relazione tra persone e soggetti del mondo legale con associazioni criminali di stampo mafioso, e le operazioni espletate all'interno di questa zona sono spesso ai limiti della legalità non illegali, anche se finiscono con agevolare le attività criminali di un'organizzazione mafiosa, un termine introdotto da Primo Levi ad iniziare dal suo libro dal titolo Il Capitolo. E il senatore continua: a Castellammare del Golfo si è assistito a diversi arresti di esponenti della famiglia mafiosa nell'ambito dell'operazione Cutrara, con i reati ipotizzati vedi l'associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Ma c'è un tassello, è sempre Giarrusso che parla nella sua interrogazione, che sfugge all'opinione pubblica: la figura del sindaco Nicola Rizzo, dapprima accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e a conclusione delle indagini resterebbe indagato per favoreggiamento reale con l'aggravante di cui è l'articolo 416 bis. L'interrogazione è rivolta alla titolare del Dicastero per l'Interno e per sapere se sia a conoscenza di questi gravissimi fatti e se non intenda avviare la procedura di scioglimento dell'ente comunale castellammarese. Un atto, quello di Giarrusso, presentato nelle scorse settimane, indirizzato alla responsabile del Viminale per sapere se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti intenda adottare al riguardo. Valutare, conclude Giarrizzo, i presupposti per attivare, visti gli articoli, la procedura per verificare se ci sono state violazioni di legge, fenomeni di infiltrazione mafiosa o condizionamento di Cosa Nostra verso l'amministrazione comunale, chiedendo l'immediato scioglimento del Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno scoperto una sottrazione fraudolenta al pagamento di debiti verso l'erario per oltre 5 milioni di euro ed eseguito un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni mobili registrati per un valore complessivo di 400.000 euro. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Peloritano su richiesta della Procura della Repubblica dello stesso capoluogo nei confronti dei rappresentanti degli organi amministrativi di una società di Messina, operante nel settore dei materiali da costruzione e dell'edilizia. L'operazione è stata eseguita a conclusione delle indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Taormina, coordinate dal gruppo di Messina, che hanno consentito di accertare come l'amministratore di fatto della società, insieme all'amministratore di diritto, attraverso la simulazione di uno stato di incapienza finanziaria, avesse omesso di versare all'erario imposte per un valore di oltre 5 milioni di euro. Da qui il provvedimento di sequestro emesso al fine di garantire l'interesse dello Stato alla corretta percezione dei tributi e pertanto all'effettiva riscossione delle imposte dovute. Gli articolati accertamenti eseguiti dai finanzieri hanno consentito di verificare come i due indagati, dopo aver ricevuto ben 64 cartelle di pagamento per l'omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante operazioni simulate, avessero progressivamente alienato beni e liquidità per un importo complessivo di quasi $500.000 di euro ad un'altra società loro riconducibile. La Procura della Repubblica di Messina, a seguito delle risultanze investigative,
ha ritenuto configurabile, nei confronti dei due soggetti segnalati, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina l'adozione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, cioè per un valore corrispondente a quello dei valori fraudolentemente alienati, ammontati come detto a 400.000 euro. Un dolce racconta la storia del proprio territorio, le tradizioni e le evoluzioni. La pasticceria è un'arte messa in crisi dalla pandemia. Vediamo. Fatelo per passione, non fatelo solo per una questione economica, perché se lo fai con passione riesci ad ottenere tutti gli obiettivi che magari tu ti sei prefissato, no? Se lo fai tanto per farlo, probabilmente abbandonerai subito, perché è un lavoro fortemente impegnativo. Nel nostro mondo, ma poi in tutti i mondi, io parlo del mio perché mi appartiene, esiste la gavetta. La gavetta la dobbiamo fare tutti, l'abbiamo fatta tutti. Perciò già fare la gavetta è un passaggio molto impegnativo. Il nostro lavoro ci impegna dalla mattina alla sera, sabato e domenica, festivi, Natale, Capodanno, tutte le feste che tu vorresti fare a casa, per un modo o nell'altro le devi fare al lavoro. Io l'ho fatto, lo continuerò a fare, sto ottenendo tantissimi riconoscimenti e grande soddisfazione fino ad arrivare al libro. Cioè io adesso è uscito una settimana e mezza, 2 settimane fa il mio libro, che quello era Il sogno nel cassetto, no? E un'altra cosa che mi preme dire, i sogni non lasciateli nel cassetto, è pesante. Ci sono state tante volte che io in macchina da solo ho pianto, però questo lavoro non ti dà un modo per scegliere, no? O è bianco o è nero. I giovani devono avere tanta passione, umiltà e dedizione per questo lavoro e allora otterranno quello che vogliono. La pasticceria è visto sempre come qualcosa riferito alla golosità, è anche un'arte. È un qualcosa di fortemente personale la pasticceria. Ci sono delle doti che tu o hai o non hai. Se inizi a sbagliare qualcosina, quel prodotto non viene. Perciò tu devi essere iper preciso e poi subentra la manualità. Perciò c'è la lavagna, noi spieghiamo determinate cose per far capire quali sono le importanze o l'importanza della materia prima in un contesto di ricettazione, no? Allora, io ho l'olio o il burro. Che cos'è l'olio, che cos'è il burro? Se io volessi cambiare un qualcosina, devo conoscere entrambe le materie prime, no? Ieri mi hanno fatto la domanda perché io ho avuto la fortuna di fare un piccolo master a distanza con 250 ragazzi delle scuole alberghiere di tutta Italia. Ho detto sempre, prefissatevi quell'obiettivo, anche perché l'obiettivo poi ti stimolerà a fare altro, a crescere, andare avanti, però non dovete mai dire sono arrivato. Per me questa è sempre la parola d'ordine, crescere costantemente. Là poi subentra lo studio, continuare a studiare, continuare a fare stage. Cosa c'è ancora oggi di Sicilia in tutto quello che fa? C'è tutto, c'è tutto. Io allora, la Sicilia la porto nel cuore. Se non c'è l'arancia, c'è il limone. Se non c'è il limone, probabilmente nella stagione giusta ci sarà il mandarino. C'è la mandorla. Perciò io cerco sempre, in qualche modo, anche se poi non faccio il cannolo o la cassata, però l'ingrediente che mi riporta alla mia terra ci deve essere sempre. Di pandemia, di questo maledetto virus. Ora parliamo nel concreto quanto incide tutto questo nel suo lavoro. E naturalmente bisogna pensare a un settore che è in forte crisi. Io parlo a livello personale, ho perso veramente tanto. I colleghi miei hanno perso veramente tanto e quanto ancora perderemo questo non mi è chiaro, perché ci sta che ci chiudono a casa, che ci fanno lavorare di meno per rispettare il più possibile le regole. Però fino a quando durerà questo? Le regioni sono chiuse, perciò non può venire nessuno dall'esterno. Ma quanto noi come ristorante possiamo lavorare? Quanto ci state massacrando? Cioè, il nostro lavoro attualmente è fermo, le tasse da pagare arrivano, ma se io non incasso come faccio a pagare? Poi dietro di noi c'è un indotto non indifferente, non è Giuseppe che si troverà in crisi o si trova in crisi, è l'italiano che sta in crisi. In qualsiasi settore esso sia, la ristorazione è fortemente colpita, ma non è che il negoziante sta meglio di Giuseppe o del settore alberghiero, perciò probabilmente stiamo tutti sulla stessa linea, sulla stessa barca.
ripeto, speriamo di riprenderci presto, se no non so come ne usciremo fuori. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.